Dopo lo shock della sconfitta del derby con il Sestri Levante, prima della sosta il ritorno al calcio giocato dell'Imperia non è dei più semplici perché al Ciccione arriva il Pont Donaz, formazione di alta classifica partita per giocarsi il campionato e ad oggi con un ritardo sul primo posto di 5 punti. Primo tempo guardingo da parte di entrambe le squadre, poche e risicate occasioni, la prima al 19esimo con un tiro di Masini che termina lato, la seconda 2 minuti dopo dalla distanza si prova Jantet, ma è una telefonata per Dani. Decisamente più vivace la ripresa, come ci testimoniano le immagini di Fabio Molinari, ed è l'Imperia che parte forte con il colpo di testa di De Bode, a dire la verità non troppo problematico per Vinci, qualche minuto e ci prova anche Sassari del vertice destro dell'area di rigore, ma anche in questo caso è agevole. La parata dell'estremo ospita a concludere un avvio forte dei padroni di casa, il corner di Sancinito che genera scompiglio nell'area avversaria. Con la stessa moneta risponde il Pont Donaz perché 4 minuti più tardi c'è una mischia furibonda che Tamasa non riesce a tramutare in gol. Gli ospiti aumentano i giri e hanno un'occasione con Borre Taz, la cui conclusione troppo debole viene salvata quasi sulla linea da Dani Battuto. È un sinistro preludio al gol, rete ospite che arriva al 40esimo col tocco sotto misura di Sterrantino che anticipa Dani con la punta su un cross dalla sinistra. È il gol partita perché l'Imperia non riesce a organizzare una vera e propria reazione. Imperia che cade al Ciccione dopo 10 turni casalinghi di imbattibilità. Prossimo turno in trasferta sul campo del Chieri.